Beh, grazie Andrea, un bellissimo pezzo e fa piacere che ci siano giovani che riescono a scrivere così per la chitarra. Grazie mille. Grazie. Ecco, adesso ci sono ancora 2 lavori per concludere il concerto. Sì, allora uno è un lavoro di Angelo Gilardino, che è questo grande compositore per chitarra, musicologo, didatta, che ha scritto 2 pezzi. Praticamente nel 2014 dovevo suonare per la Guitar Foundation of America a Los Angeles e con l'occasione Gilardino ha scritto 2 pezzi. Uno che si chiama Ragazzo con la freccia, che è ispirato a un quadro di Giorgione dedicato a me, e l'altro è Cavaliere di Malta, su un quadro di Tiziano, che è ispirato ad un grande, cioè dedicato ad un grande amico e anche appassionato di chitarra, che è Marco Tullio Giordana, il regista appunto dei 100.000 passi. Adesso appunto suonerò Ragazzo con la freccia di Angelo Giardino.